C'è da preoccuparsi perché intanto è successo nel nostro territorio comunale, però siamo anche molto preoccupati quando leggiamo di questi episodi in altri comuni, perché non facciamo grande differenza del territorio comunale, sono episodi che lasciano davvero l'amaro in bocca, lasciano molta preoccupazione e paura, perché viene tolta la serenità ai cittadini all'interno delle loro case. Proprio alla luce di quanto è successo, questa mattina mi sono sentito col prefetto, ho chiesto un appuntamento urgente per quanto è successo a Selvana, per quanto è successo a San Zeno. Insomma, è fondamentale rafforzare i controlli nel nostro territorio. Se serve a più mani scriveremo anche al Ministero proprio per chiedere di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine. Noi vogliamo che i nostri cittadini si sentano sicuri nella loro città e nelle loro case. Oggi questo sta avvenendo un po' meno e quindi dobbiamo reagire in modo forte a queste situazioni, perché sono assolutamente inaccettabili, intollerabili, gravissime. E dopodiché io torno sempre sul tema della certezza della pena. Evidentemente, se questi delinquenti scelgono il paese Italia per delinquere è perché sono consapevoli che le conseguenze per loro non sono poi così gravi. E questo è una questione che va assolutamente risolta con leggi severe e con la certezza della pena. Cioè, chi delinque in Italia deve avere la certezza che marcirà in galera, e così purtroppo oggi non è, e queste sono le conseguenze. Stesso per questa scazzettata con coltello al parco. Sì, anche lì adesso voglio capire bene cosa è successo. Voi sapete, la comunità è composta di tante anime, di tante persone che si muovono nel territorio comunale. È impossibile presidiare in contemporanea ogni minuto della giornata, ogni angolo della città. È altrettanto vero che i responsabili di questi episodi, italiani o stranieri che siano, devono capire che si trovano sul posto sbagliato. Quindi i responsabili devono pagare, però anche in questo caso servono forze dell'ordine, leggi e pene. Senza questi tre elementi noi continueremo ogni giorno a commentare episodi di violenza senza però arrivare a una soluzione concreta. Noi con la polizia locale continueremo a fare il massimo sforzo a supporto delle forze dell'ordine, stiamo incrementando il sistema di videocamere di sorveglianza, stiamo rifacendo l'impianto di illuminazione pubblica rendendo la nostra città sempre più luminosa, cerchiamo di fare tutto quanto è possibile per creare le condizioni di sicurezza nella nostra città, però ci serve il supporto da parte dello Stato. Queste passeggiate dei residenti della zona Chiesa Votiva li ringrazio. Servono o non servono? No, servono molto, perché non sono tanto passeggiate, a voi piace chiamarle ronde, no? Però è una sorta di volontà dei cittadini per bene di riappropriarsi dei luoghi, ed è fondamentale perché la paura tende a farti ad arretrare, quindi la gente tende a chiudersi in casa. Questa reazione dei cittadini di San Zeno, e fatemi ringraziare Claudio, che è un po' il coordinatore anche del gruppo di vicinato, serve proprio andare nella direzione opposta. Invece di aver paura e chiudersi in casa, unirsi e uscire in strada a riappropriarsi dei parchi, delle vie, ma in modo assolutamente pacifico, senza polemiche, senza voglia di strumentalizzare. Quindi io credo che questa sia davvero un'ottima attività. C'è chi lo fa organizzando allenamenti, passeggiate, c'è chi come Claudio ha deciso di creare questa passeggiata sociale per le vie del quartiere. Quindi io spero che iniziative come queste, che hanno questo obiettivo, quello di riappropriarsi dei luoghi, vengano prese come ispirazione e anche incrementate. Io sono a disposizione sia per fare allenamenti, sia per fare chiacchierate, sia per fare passeggiate, purché usciamo di casa e non ci facciamo fermare dalla paura.